Eccolo, Federico in diretta, benvenuti e buon 1° maggio a tutti, guardate le copertine, magari se riesco vi giro così le vedete meglio, ecco qua, vedete? Non so se si vede bene ma comunque ci ho provato, grazie Fede intanto. Prego. E adesso vado a trovare, guardate chi c'è qua, siamo qua a San Vito, non siamo venuti a Casassa per motivi di tempo. Abbiamo Max e abbiamo il saldo del conto corrente. Beh, insomma, è il 1° maggio, no? Quindi che arrivi fa piacere. Benissimo, certo. Speriamo che non sia, basta che non sia negativo, è sempre in positivo. Sembrerebbe in positivo. Devo partire così. Sembrerebbe comunque in positivo, nonostante quello che è successo ieri. Parlando di calcio, iniziamo subito con le bombe. Questo sassolino che non si riesce a togliere dalla scarpa, ma insomma festeggeremo, che vi devo dire. Comunque ieri si è visto che la tensione, Inter. Sì beh assolutamente, è una buonissima Inter, giocava contro la miglior difesa, quindi ieri c'era gente anche allo stadio, bello, no, per 75.500 spettatori. C'è da dire che se questo è il vero Lukaku, sono dolori per Luca, insomma, che ha perso la scommessa. Luca dai, certo. Cos'è che allora cos'è quella? Ma lui lo sa perché dopo faceva finta di non vabbè, furbo, ma può fare anche una coppia, voglio dire. Sì, non è che adesso dobbiamo privare l'originale. Certo. Sì, non è che devo insegnarglielo io, no? Ti ha insegnato qualcosa a Luca? Ma non posso dire che cosa. Vabbè, ok, non si può dire, vabbè. Di tennis che ci racconti? Perché ieri abbiamo completato. C'era anche il tennis, no, ieri finale a Madrid tra Alcaraz e Davide. Come finale? Semifinale. No, ma che finale? Ma erano i 16esimi, Max. Scusa, vabbè che siamo avanti. Noi che siamo avanti. C'era un mio amico, no? Adesso momento serio. C'era un mio amico che diceva, no? Ma perché di domenica non ci sono le finali mai? Sì, ci sono le finali, ma c'era un mio amico, adesso seriamente, che diceva che lui, guardando indietro, vedeva il futuro, no? Era talmente avanti, quindi noi non è che siamo così avanti. E Duri, tu del calcetto ti stai documentando? Cosa ha fatto il Pordenone nel ritorno? Allora, il Pordenone ha perso 2-0 contro l'Alta Marca e quindi purtroppo eliminato. E quindi il prossimo anno avremo 2 squadre, però in 2 campionati differenti. Sì, che l'avevi detto. Serie A2 Elite il Pordenone e Serie A2 normale il Maccan Prata, che ha vinto il campionato. Però adesso che tu sei esperto di motori, in 30 secondi, sì. Formula 1, MotoGP, vai. Formula 1, doppietta Perez Verstappen, terzo un buon Leclerc. MotoGP, c'è stato un giallo. Sì. Poi non si sa se chi ha vinto? Allora, Pecco ha vinto, secondo Binder, terzo non mi ricordo. Non importa. Però c'è stato un piccolo giallo. Perché giallo c'è stato? C'è stato che forse gli davano una penalità a Bagnaia. Per un sorpasso un po' azzardato. Sì, no, c'è stata la penalità, ma in teoria la... Però dimmi Fede, vedere. Scusa che c'è Fede che voleva dirci... Miller, ecco, scusate. Arriva dalla regia. Sì. Però adesso non so se questa penalità è stata tolta oppure no. Ok, comunque, no, non è stato. Io ti posso dire che l'ha fatta secondo me durante la gara, però sì, ovviamente stavo guardando Napoli-Salernitana. È stata fatta durante la gara. Ecco, però il team manager Tardozzi è andato con gli steward a vedere tutto e secondo lui è stato un sorpasso normale tutto, Ma quante ne sa Tardozzi? Non ho mai sentito dopo Tardozzi. invece anche sembra che gli steward avevano fatto un mea culpa, sì. Però adesso non si sa se sono tornati a vederla e tutto quanto. Ok, nel frattempo saluto gli amici udinesi che vedo che ci stanno guardando. Ciao Mauro, adesso mi documento anch'io. Ecco, si documentano, ci vedremo, mi auguro, o comunque per quelli che giovedì verranno a Udine a vedere alla Dacia Arena Udinese-Napoli. Insomma, vediamo intanto la Lazio mercoledì, perché è già tempo di pronostici, perché si riparte. Ieri, caro Davide, hai vinto la tappa con Luca, Cosa fai? 5 su 10, è buono. Sì, vabbè, ma... Guarda chi c'è, Andrea. Andrea viene in diretta a parlarci del Milan, Roma-Milan, questo... No, adesso parliamo un attimo. Parliamo di tennis. Seriamente. Seriamente. Sia è ripassato? Sì, certamente. Dei 16esimi del torneo di Madrid, che di solito normalmente durano, questi tornei 1000 durano quasi 2 settimane ormai, no? Quindi diciamo si è delineato la parte alta
e abbiamo nella parte alta Alcaraz contro Zverev, no? Dove ieri bellissima Alcaraz partita, domani, ha battuto Dimitrov, sì, 2-7-0, ma insomma era quasi scontato. E poi abbiamo Cacciano contro Rublev, quindi Altra bella partita che poi si incontreranno tra di loro nel prossimo turno. Chi quindi vince un quarto tra molto questi, interessante, esatto, questi sono gli ottavi. Esatto, dopodiché abbiamo Munar Che ha battuto porca miseria, Arnaldi. peccato perché aveva vinto il primo 7-6-3, poi dopo si è fatto un po' prendere dal pubblico e anche dallo stesso Munar, che ha fatto un po'... Peccato. non correttissimo, ecco, devo essere sincero. Peccato. Contro Altmaier, che è il tedesco, e poi abbiamo Coria contro Davidovic Fokina, che ha battuto Rune. Ieri Rune, sera fino all'una di notte è durata la Rune partita. nel terzo set, è stata una partita emozionante, c'è da dire la verità. E questa è la parte alta, ancora la parte bassa del tabellone si deve definire, quindi è ancora in via di sviluppo. Per quanto riguarda invece il tabellone, vuoi parlare delle donne? Il tabellone femminile abbiamo già definito sia la parte alta che la parte bassa, dove abbiamo la Swiatek No, ma io parlavo della Martina per prima, no? Perché ha vinto la Martina, lo sapevi? Certamente. La Martina. A Trevisan, bravo. La Fiorentina, perché dal cognome sembrerebbe da Trevisan, Fiorentina. Allora, ti posso dire che la Trevisan giocherà contro la Pegula. La numero 3 del mondo, la numero 3 del mondo americana. Nei sedicesimi. Giocherà contro la Pegula. Difficilissimo, onestamente, però, sì. insomma, però diciamo già che c'è arrivata, no, è già buona cosa, perché insomma ma Martina, tu devi fare conto che lei sulla 20 del mondo sulla terra lei è arrivata anche in semifinali, no? Voglio dire, è arrivata bella in alto, o in finale addirittura l'anno scorso. Adesso vi devo dire di una cosa che ho visto ieri sera di basket, un Stephen Curry fenomenale, 50 punti in gara 7. Era il primo turno, ma ricordiamo che Golden State era sotto 2-0 e ha vinto 4 la serie, e adesso c'è Golden State Lakers. Quindi Steph Curry contro LeBron James. Cioè, io penso che è una semifinale di conference eccezionale. Io speravo che fosse la finale. Però... Purtroppo per il basket italiano la Virtus Bologna, completando la giornata così di ieri, mi ha perso a Treviso di un punticino, e quindi Milano ha raggiunto la Virtus, ma in virtù degli scontri diretti a una giornata dalla fine è prima. Quindi avrebbe il fattore campo. La regular season, sai cos'è la regular season? Sa. Adesso però, è regolare, siccome lo vedo un po' fiappo, un po' come i tifosi del Napoli, purtroppo, che sono un po' abbacchiati. Io mi sono visto ieri il gol di Oliveira. Dia bellissimo, complimenti a lui. Di Oliveira del Napoli, bello, sì. tutti casati, è tutto bello, sembrava già ma dopo devi chiuderla la partita, esatto, Dio buono. Sembrava già tutto fatto, invece poi alla fine non vorrei, adesso non me ne volere, che sia arrivata quella paura di vincere, no? Quella paura di fare il risultato, no? C'è tensione. Sarebbe stato fantastico comunque al San Paolo, al Maradona, anzi scusatemi, riuscire a finire questo campionato, perché poi alla fine lo finiamo, no? Manca un punto in 6 partite. Esatto, credo che bene o male nel frattempo stanno per cozzare la macchina. Sempre che il Napoli non debba sperare nelle sconfitte degli altri, perché noi parliamo sempre che il Napoli deve fare un punto, ma anche gli altri devono vincere 6 partite. Per cui voglio dire, non è tutto così facile, no, per le altre. Andrea non è venuto online. Potrebbe paradossalmente il Napoli vincere il campionato senza giocare. Potrebbe essere. Quindi Però a Roma, per quello volevo salutare il PEG, perché a Roma dal 4 di maggio, quindi fra 3 giorni, c'è uno spettacolo dietro quell'altro, che c'è il golf con la sfida, la Ryder Cup, e poi c'è anche successivamente il torneo di tennis a Roma. L'internazionale. Quindi a Roma sono spettacolari. Che quest'anno dureranno 2 settimane, praticamente è un grande slam, in poche parole. Camuffato da 1000, perché è diventato importantissimo. Abbiamo perso David, per cui vi salutiamo e buon primo maggio. Dove sta la novità, voglio dire? Esatto. No, lui è così, entra, esce, dice, vai e viene. Vabbè, ma gli vogliamo bene lo stesso. Ricordatevi sempre di seguire Un saluto a Fabio del Canada, che anche lui ieri sera guardava con me, o meglio, eravamo in posti diversi ovviamente. E comunque in sagra ieri 4
4 bigliettini sui dischi volanti e 7 sì, campionissimo a proposito. Ha vinto 3 gare col numero 13. Esatto. Se andate a Casassa oggi prendete il disco volante numero 13. Prima che il tempo decida di cambiare. Esatto, prima che il tempo decida. A tutti voi un saluto da Sportissimo Channel, ci vediamo presto. Luca, Forse da Udine. Ciao Luca, preparala, ciao.